Mamma Carmen, amici bellini, che emozione. Mi sono svegliato alle 5 del mattino, perché immaginerete il seguire tutte le cose così a sorriso, però ci dobbiamo andare calmi. Cominciamo. I rumori. Dici, ma come, un altro video su De Bruyne? Sì, un altro video su De Bruyne, perché dobbiamo milcare, perché non è una cosa che capita tutti gli anni. Ci mettiamo la maglia che poi è di Mertens. Benvenuto Duccio Staffetta. La staffetta è uno dei temi probabilmente per quanto riguarderà la gestione di De Bruyne, perché dobbiamo gestirlo bene, dobbiamo sfruttarlo al massimo. Lasciate un like perché è tutto vero, vederlo arrivare, vederlo districarsi tra tutta la gente, si sente, no? L'impatto del giocatore è pazzesco. Poi andate a vedere la Gazzetta, un trafilettino cioè Allegri gigante, il trafilettino, sta arrivando De Bruyne, vabbè, ma va bene così. Allora, un po' di riflessioni in libertà, ci possiamo spostare. Io dovevo fare il mea culpa per quanto riguarda le liste, adesso ne parliamo. Non è solo un video dove ci godiamo l'arrivo di De Bruyne. Se volete provarci, date più la O che non la U, e non la, assolutamente non la, ho sentito Caiazza che provate Brian, no, che le Turreise, al massimo la O. Però il padre ha detto che non se ne frega proprio, che in Inghilterra pure sbagliavano continuamente il nome, quindi non se ne importa. Andate lisci con il nome. Se vi volete divertire, De Bruyne. Se si deve fare una cosa, e poi la O, più la O che... Allora, calma, perché all'infortunio sto leggendo ovviamente un po' di gente sui social, ma quello è sempre rotto, cioè, ci andrei un attimo calmi, perché è vero che negli anni qualche infortunio l'ha avuto, e stiamo parlando comunque di un giocatore che è arrivato a 33, però vediamo le ultime stagioni. L'ultima stagione ha saltato 44 giorni, saltando 12 partite tra Manchester City e Belgio. Nell'anno precedente ne ha saltati, vedete, 151, perché ha avuto un infortunio un po' più importante. Poi vai a tornare indietro, 13 giorni nel 2022, 56 nel 2021, 66 nel 2020, 26, poi un altro infortunio pesante, dobbiamo tornare al 18-19. Insomma, non è un giocatore che le fa tutte in tutte le stagioni, questo lo dobbiamo considerare, ma è anche un giocatore che è abituato a pressare in avanti, perché io voglio portare tutto questo discorso anche della tenuta fisica su un piano tattico. È abituato al gioco di Guardiola, che è un gioco che non prevede il blocco basso, ma prevede una riaggressione in avanti, e con Conte dobbiamo vedere come vorrà utilizzarlo. E adesso facciamo delle ipotesi anche tattiche, perché il divertimento mio sarà quello, dove lo mettiamo, perché qualcuno ha detto pure, ma dove lo metti? Ma come dove lo metti? Metti lui e poi ci costruisci la squadra intorno, non c'è proprio dubbio. Io sono molto emozionato. Mentre questa storia degli infortuni è vera, dovete ragionare anche su una cosa. De Bruyne l'anno scorso ha fatto più partite del Napoli, cioè di tutta la squadra del Napoli De Bruyne ne ha fatte di più, nonostante qualche partita sia stato gestito, non le ha fatte tutti i 90 minuti, ha fatto più partite lui. Guardiamo un secondo. Kevin De Bruyne. Mettendoci ovviamente la Premier, il Community Shield, anche le partite con il Belgio, un totale di 47 partite, perdonatemi se laggo un attimo, ma sono siti pesanti, adesso risolvo. 47 partite, 34 da titolare, per un totale di 2900 minuti e passa, insomma quasi 3000 minuti. Sapete chi ha fatto 3000 minuti? Politano. Il nostro Politano inamovibile ha fatto l'anno scorso 3000 minuti, 36 partite da titolare su 41 totali. Gestione sicuramente, possiamo immaginare un De Bruyne che parte, se il Napoli conferma che vuole partire forte, un De Bruyne titolare, si punta a segnare un gol, 2 o 3, e poi magari possiamo anche immaginarci lo levi e metti della gente di sostanza per
bloccare il contrattacco e poi magari te li freghi quando si espongono. Questo potrebbe essere il piano gara generale dell'anno prossimo. Buongiorno, grande acquisto, ha fatto 2400 minuti, ha fatto 500 minuti in meno. E capiamoci, perché gli infortuni quelli là sono stati 6 per 27 partite su 29. Insomma. Poi dobbiamo parlare di questo Mattias Ferrante, un portierino che il Napoli pare stia comprando, ma ci arriviamo, perché la riflessione è questa qua. Allora, visto che mi ero dimenticato ieri di inserire Gilmour, dobbiamo inserire Gilmour nella lista dei 17 e dobbiamo ragionare proprio sulla questione portiere, perché in questo momento Meret, Contini, e dobbiamo capire se c'è un secondo o se viene aggiunto un terzo, quindi magari promuovendo Contini, che mi dicevano in scadenza. Bisogna risolverle queste situazioni proprio per sistemare almeno la questione dei portieri. Un'idea potrebbe essere quello di prendere un altro, che potrebbe essere in questo momento Ferrante, che non ti occupa posti in lista perché è under, e quindi Meret primo e Contini secondo. Non lo so se con la Champions, perché Meret qualche partita ogni tanto la salta, ti fidi di Contini, non lo so se questo discorso si può fare. Abbiamo sentito insistenti voci per quanto riguarda Suzuki, anche lui 22 anni, per pochi mesi non rientra in quelli che non vanno in lista. Se il Napoli deve prendere un portiere che ti occupa un posto, io l'ho immaginato al posto di un Rafa Marin che va piazzato, perché anche Rafa Marin sfonda la soglia dell'Under 22, quindi è da considerare uno che ti occupa posti. Quindi in questo momento questi sono i giocatori che ti occupano posti in lista, da sistemare tutte le cose: Caprile, Cajuste, Foloruscio, Lindstrom, Shedira e Osimhen, e lo sappiamo. Poi ho immaginato un Ongonghe probabilmente in uscita, potrebbe essere sostituito da un ala sinistra in questa lista, a meno che il Napoli non si butta forte su Nusa, e allora Nusa non ti occupa liste e lo puoi tenere in questa lista tra Asa, Marianucci, questo Ferrante, vediamo, e Nusa. Stiamo leggendo di Zerbino e Zanoli, probabilmente pedine di scambio, non ti occupano spazio, però potrebbero essere pedine di scambio se non ti fidi, e magari per arrivare al famoso Beukema di cui si continua a parlare. Ma Beukema prevede per forza perlomeno l'uscita di Rafa Marin. Io spero che non sia l'uscita di Rachmani, però ci dobbiamo ragionare, perché è uno che deve avere un posto libero per farlo. Lobotka-Gilmour è sicuramente una coppia. Io spero che la coppia possa essere Anghissà-Musa, cioè che Musa non venga preso per fare il titolare al posto di Anghissà. Sappiamo che il Napoli ha ricevuto un'offerta tipo di 10 milioni e l'ha rifiutata. Insomma, se vogliono Anghissà lo devi pagare perlomeno quanto noi stiamo pagando Musa. Le età sono diverse, ma l'impatto sul campo è quello che è. E poi capire perché probabilmente il Napoli, adesso sono nuove le voci, si rinnovano anzi le voci di Darwin Núñez, visto che ci dicono no, Gyökeres no, David no, si continua a parlare di Lucca, di Bonni, ma è ritornata forte la voce di Núñez. Quindi Núñez al posto di Simeone vuol dire che c'è una bella coppia tra Lukaku e Núñez in attacco. E poi gestire magari la fascia destra con Neres, Politano, ma devi capire quale modulo vuoi fare. Ecco perché, spostandoci, vedete qua un'ipotesi di lista 17 in questo caso, mica male, è scritta così, ma aggiungo tutti quelli che stanno scrivendo oggi adesso il Napoli deve vincere per forza lo scudetto, eccetera eccetera. Voi scrivete ad oggi, ok? Che cosa significa? Io capisco la voglia di mettere la pressione e di così. Noi non ci dobbiamo prendere collera né se ci ignorano né se ci mettono come favoriti, ma dovete essere onesti nella narrazione, perché la narrazione ad oggi prevede una squadra di 40 giocatori. Non è possibile, dobbiamo capire, questi giocatori qua sono tutti confermati, qualcuno verrà venduto, verrà sostituito, bene o non bene, di tutta la sfravecatura di Caprile, Cajuste, così qualcuno resta, ti può rimanere magari un Lindstrom, ci provi a tenertelo. Quindi di quale squadra state parlando quando parlate di Napoli favorito? Dobbiamo chiederlo e dobbiamo anche avere una risposta. Ad oggi io intravedo un Napoli così. Allora,
Meret Contini, capire la situazione portiere. Vede, l'ho scritta con un 4-3-2-1 che può diventare facilmente un 4-2-3-1, il famoso 4-4-2 ibrido che abbiamo visto nelle ultime giornate. Di Lorenzo Mazzocchi, questa è la situazione della difesa. In questo momento Rachmani-Marianucci come coppia, abbiamo l'Ideo Beuke, ma benissimo, va al posto di Rachmani, vediamo. Buongiorno Juan Jesus in questo momento, senza considerare Rafa Marin, che è stato considerato poco da Conte. Olivera Spinazzola, nonostante ci siano voci su questo Gutierrez, ci sono voci di terzini sinistri, Spinazzola avrà un anno in più, bisogna tenerlo presente. Dopodiché a centrocampo, in questo momento, Anghissà Musa. Anghissà sappiamo che ci ha fatto sapere che se ne vuole andare, capiamo, deve essere pagato bene perché deve essere sostituito con un titolare, ci tengo. Lobotka Gilmour molto bene, se si può confermare. Se Lobotka ha delle offerte, anche lì serve uno che con Gilmour si sale un po' di livello, anche perché devi schermarlo questo ragazzo qua, perché De Bruyne non sarà uno che rincorrerà gli avversari come magari può fare un Musa. Deve essere uno libero, scevro, deve essere uno che devi metterlo in condizione di fare i suoi passaggi progressivi, di andare col pallone, di poter ispirare gioco e andare anche al tiro. Non gli puoi chiedere di fare le rincorse all'indietro. In questo momento McTominay Asa, perché non ce l'abbiamo un altro centrocampista in quella zona. Metto Asa, anche se ovviamente 0 minuti servirebbe qualcosa in quella zona. Il discorso Sudakov, vediamo se si può fare. Politano Neres, De Bruyne, Raspadori, quindi un De Bruyne sotto punta, un De Bruyne più vicino possibile alla punta, che non debba fare tutta la fascia, come può fare un Raspadori. Conte ci ha detto Raspadori non è un'ala sinistra, lo vede vicino alla punta. Secondo me De Bruyne può fare quel lavoro lì per stare più vicino possibile al tiro o alla rifinitura. E poi in questo momento Lukaku Simeone, con un Simeone che potrebbe voler uscire, voler andare a giocare, lo sappiamo, lo diciamo tutti gli anni. Idem per quanto riguarda Raspadori, che alla fine vai a fare i tuoi calcoli e in nazionale ha segnato più gol lui di molti altri che hanno avuto le stesse chance. Adesso si parla di un interessamento importante della Lazio di Sarri, e se ti vendi Raspadori comunque lo devi sostituire in un modo importante. E poi questi sono tutti quelli che ti rimangono, che devi sistemare. Rafa Marin, Ngong, Zanoli, Zerbin, Caprile, capire la situazione, Caprile, dolce capire qual è la situazione, Cajuste, Foloruscio, per esempio un Foloruscio, se si potesse sistemare la cosa, se la Fiorentina non se lo prende, te lo tieni lì, ecco McTominay, Foloruscio, riserva di McTominay mica male. Poi capire la situazione di Lindstrom, Shedira e quella di Osimhen. Insomma, si sta sviluppando una bella squadra. Questa formazione è solo un'ipotesi, perché Conte per fortuna ci ha fatto vedere grande duttilità tattica e la possibilità di cambiare le pedine a seconda delle esigenze, a seconda dell'avversario e a seconda delle emergenze. Insomma, c'è grande fibrillazione anche sul gruppo Telegram, non si capisce niente. Alcune i like lasciateli, riempitemi di like. Solo un paio di curiosità, visto che stanno girando tutti i video social del suo arrivo e delle parole del padre, perché ricordiamo sembra quasi che sai poco. Allora, che Kevin non ha procuratori, agenti, fa tutto lui, poi il padre magari ci mette una parola, lo assiste, lo accompagna, ma ricordiamo il padre aveva detto no, non c'è solo il Napoli, mio figlio sta qua. Però per esempio gli fanno la domanda, oltre a chiedergli la pronuncia esatta, e lui ci conferma quella che vi ho detto ieri, gli dicono anche ma quanto è stato importante Conte per la scelta di De Bruyne, e il padre dice no, assolutamente no, la cosa più importante per mio figlio era di giocare ad alti livelli e continuare a giocare ad alti livelli. Pensate la grandezza di questo giocatore. Tutti gli altri giocatori, Conte, e sappiamo l'importanza di un allenatore credibile, che cosa significa, che cosa può aver significato per un McTominay. Conte è conosciuto anche ovviamente in Inghilterra, questo no.
Kevin no, Kevin viene perché il Napoli ha dimostrato di essere squadra vincente, perché il Napoli è in Champions League e sta dimostrando ambizione di migliorare la squadra. Ovviamente noi lo sappiamo che tutta questa ambizione viene con un Conte che sta lì e dice mi devi fare la squadra più potente, altrimenti giocano sempre gli stessi 11 e ci arricettiamo completamente. L'hanno riportata anche male alcuni siti, dice sì, è stato cruciale Conte, e tutti quanti Conte. No, ha detto proprio il contrario, e non era nemmeno un inglese difficile da capire, ma è una sottolineatura che volevo fare per farvi capire la portata di questo arrivo, di questo fuoriclasse. Che sì, è chiaro che gli fa piacere avere un Conte e non avere Mazzarri, probabilmente, però non è quello che gli fa scegliere il Napoli. Se ha un'offerta dalla Chicago in MLS e lui si continua a fare un po' di Champions League che è alla sua portata, parliamo di uno che quando poi si fanno i palloni d'oro, che lui che ha vinto tutte quelle Premier consecutive, che ha vinto Champions League, arriva nei primi 10 facilmente. A proposito, pare che Kvara sia dato a 20 come pallone d'oro, insomma capace che arriva tra la top 5, una cosa spettacolare. Probabilmente il mondiale per club potrebbe influire anche su questo per le squadre che saranno impegnate, ma il pallone d'oro in questo momento non ci riguarda. Noi dobbiamo vincere non con i singoli ma di squadra, però in questa squadra se ci metti 2 o 3 singoli che molto bene. Insomma, spingere forte sull'acceleratore per quanto riguarda il mercato. Vi avete visto, quelli che vanno sistemati in uscita sono tanti e qualche buchetto ancora che abbiamo nella rosa che va sistemato. Come esce quelli che insomma ritornano dai prestiti, dobbiamo sistemare così. Abbiamo già le liste molto piene, quindi dobbiamo ragionare su quelli da far uscire per quelli che devono entrare, che devono far salire tutto il livello. Signori, si può raccontare che il Napoli fa questo acquisto per puntare alla Champions. La Champions è una questione di dentro o fuori all'improvviso, di squadre come il Liverpool che beccano la giornata storta ed escono, squadre come il Real Madrid che non riescono a vincere e finiscono fuori. La Champions League non si può programmare. Quello che però puoi programmare è essere costantemente forte nel tuo paese e poi anno per anno, un po' come ha fatto il PSG. Sei forte nel tuo paese, non hai rivali lì, e mentre ti fai questo allenamento poi arrivi agli appuntamenti di Champions fallendo alcune finali, ma cercando di andare sempre più avanti, risolvendo dei problemi, togli qualche prima donna, fai un gioco di squadra. Insomma è un lavoro lungo arrivare alla Champions League, ma non è, credo, vincere non è l'unica cosa che conta, crescere è l'unica cosa che conta, e credo che il Napoli con questo colpo stia dimostrando di farlo. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Capace che domani facciamo un altro video su De Bruyne, ma sapete perché? Perché anche noi come creators del Napoli ce lo meritiamo.